Insalata di farro con verdure grigliate, feta e olive. Insalata di farro con verdure grigliate, feta e olive. È un piatto sano e completo, ricco di fibre, vitamine e grassi buoni, perfetto per un pranzo leggero e nutriente. Ingredienti per 4 persone. 200 g di farro, una zucchina, una melanzana piccola, un peperone rosso, un peperone giallo, 100 g di pomodorini ciliegia, 80 g di feta, 10-15 olive nere, meglio se varietà calamata, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di aceto balsamico o succo di limone, foglie di basilico fresco, sale e pepe quanto basta. Procediamo. Cuocere il farro. Sciacqua il farro sotto acqua corrente. Cuocilo in acqua bollente salata seguendo le indicazioni sulla confezione. Di solito ci vogliono circa 20-25 minuti. Scolalo e lascialo raffreddare. Preparare le verdure. Lava la zucchina, la melanzana e i peperoni. Taglia la zucchina e la melanzana a fette sottili e i peperoni a strisce. Griglia le verdure su una piastra calda con un filo d'olio extravergine di oliva fino a renderle morbide e leggermente dorate. Lasciale raffreddare leggermente e tagliale a pezzi più piccoli. Preparare gli altri ingredienti. Taglia i pomodorini a metà e sbriciola la feta. Se le olive sono grandi, puoi tagliarle a metà. Assemblare l'insalata. In una ciotola grande unisci il farro, le verdure grigliate, i pomodorini, la feta e le olive. Condisci con l'olio extravergine di oliva, l'aceto balsamico o il succo di limone, sale e pepe. Guarnire e servire. Mescola bene l'insalata e completa con qualche foglia di basilico fresco. Lascia riposare per 10-15 minuti per far amalgamare i sapori. Consigli. Puoi aggiungere delle erbe fresche come il prezzemolo o la menta per un sapore ancora più fresco. Per una versione senza latticini, sostituisci la feta con una manciata di ceci o fagioli cannellini, che daranno anche una buona dose di proteine. Questa insalata di farro è nutriente, saziante e piena di sapori mediterranei. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e clicca sul like.